Buon pomeriggio a tutti amici di Futsal TV, oggi in diretta da Palato Live per raccontarvi l'ottava giornata del campionato di Serie A2 Elite Girone B tra Roma Calcio 5 e Futsal Ternana. Il saluto tra le due squadre. Roma Calcio 5 che schiera con il numero 1 Gagno, con il numero 6 Rosa, 7 Busnardo, 8 Schinina, 9 Bobadilla, 10 Guerini, Badai numero 11, Balducci 20, 14 Nicocelli, 16 Zandri, 17 Lombardino, Popa 19. Per il Futsal Ternana con il numero 2 Ogata, Da Costa numero 3, 4 Almadori, 5 Corpetti, 6 Mariani, Maluk numero 7, De Michelis numero 8, 9 Negoita, 10 Fagotti, 11 Giardini, Manucci numero 12 con il numero 16 Paciaroni. Un'ottava giornata che si prospetta quantomeno interessante tra due squadre che fin qui in questo campionato hanno fatto fatica. La Roma 7 punti in 7 partite, 2 vittorie, 4 sconfitte, un pareggio, le 2 vittorie entrambe arrivate davanti al loro pubblico qui al Palato Live. Per il Futsal Ternana invece ancora 0 vittorie in questo campionato, 2 pareggi, 4 le sconfitte. Roma che in questo primo tempo attaccherà da destra verso sinistra, Futsal Ternana da sinistra verso destra. Muoverà il primo pallone proprio la squadra ospite. Si attende solo il fischio d'inizio, sistema la porta Gagno. È iniziata Roma Calcio 5 Futsal Ternana, primo possesso appunto per la squadra ospite, intercetta subito Nicocelli e mette rimessa laterale. Batterà la rimessa Giardini, capitano della Futsal Ternana. Si chiede la distanza, poi batte veloce, potrebbe riprovare a riuscire la Roma, non riesce, rimane in equilibrio di Michelis, poi pallone allontanato da Costa. L'ultimo tocco però secondo il direttore di gara è stato di un giocatore della Roma, quindi possesso ancora ospiti. Giardini in avanti, finisce giù, calcio di punizione secondo il direttore di gara, fallo su De Michelis che aveva preso posizione e poi è finito a terra. Primo fallo per la Roma. Sul punto di battuta 3 giocatori. Si allontana ora Corpetti, quindi o Da Costa o Giardini. Rincorsa lunghissima di Da Costa. Da Costa con il destro, Giardini con il sinistro. 2 in barriera, arriva il fischio. Da Costa molto forte, alto sopra la traversa, primo squillo. Quindi arriva effettivamente il primo possesso palla anche per la Roma in questa partita. Numero 16 Zandri, chiede movimento da parte dei compagni, arriva Nicocelli, aggredito alto da De Michelis. Nicocelli con l'esterno la tiene in campo, in qualche modo poi deve ricominciare dal proprio portiere Gagno. Conduzione del numero 1, si torna da Nicocelli, movimento senza palle, poi prova a girarsi il 16 molto forte. Blocca senza troppi problemi il portiere della Futsal Ternana. Giardini, quindi conduzione da parte di Da Costa. Battuta subito in avanti a cercare lo scatto di Giardini, fallo secondo il direttore di gara di Giardini.
Si muove Badai, riceve il pallone, cerca e trova un compagno, si torna da Nicocelli, di nuovo in verticale, solo per un attimo Corpetti, quindi sarà rimessa laterale per il Futsal Ternana. Primo minuto e 15 di gioco di questa partita. Futsal Ternana che sembra aver cominciato in maniera molto aggressiva la partita, aggredendo subito alto la squadra avversaria, non facendo ragionare i giocatori in maglia rossa. Quindi possesso verso Corpetti, in avanti tra le linee De Michelis, prova a muoversi in mezzo a tre, non riesce la magia, possibile 3 contro 3, Nicocelli porta palla, tunnel deviato, il pallone da Costa, rimessa laterale Roma, si fa vedere Badai molto lontano, si sbraccia anche Nicocelli, visto e servito. Gagno, tanti tocchi e poi di nuovo Nicocelli in verticale, puntato Giardini, pallone troppo forte, non riesce a controllarlo Zandri. Giardini mette giù, batte rapido, Da Costa, De Michelis, ancora Da Costa, si allunga forse un po' troppo il pallone, Popa lo aggredisce, arriva il sostegno da parte di Corpetti ma il pallone è uscito, rimessa laterale Roma. Badai molto libero sulla sinistra, davanti Zandri, porta palla Gagno, orizzontalmente, prova a muovere il pallone alla Rome, la giocata di Badai, murato da Corpetti, rimessa laterale, ancora Nicoletti, senza troppa fretta il pallone torna in possesso del Futsal Ternana, battuto 1-2 in verticale, finisce a terra Nicocelli, visto il fallo su di lui, questa volta è De Michelis a commettere fallo, qualche minuto fa ovviamente era stato fatto a parti inverse. Ora Badai, tocco ancora dell'11 dentro, deliziosa questa palla, 1-2, la risposta del portiere, prova a svegliarsi la Roma, esce ancora la Ternana, Badai deve uscire, alto Gagno ma è arrivato un fischio dell'arbitro, quindi è già possesso Roma. Gagno, conduzione del portiere, allarga Popa in qualche modo, quindi Badai, taglio di Popa, visto, ignorato. Nicocelli, lo aspetta Giardini al varco, Nicocelli si accentra, quindi Zandri, murato, l'ultimo tocco è stato proprio del numero 16, rinvio dal fondo, già battuto Giardini, corto, ancora Giardini, Da Costa, pallone intercettato molto bene da Badai a tu per tu con il portiere, dopo appena 4 minuti il vantaggio, Roma calcio a 5, 1-0 Badai. Chi se non Badai, capocannoniere della Roma, sesto gol in questo campionato, momento di forma importante per il numero 11, qui freddissimo, porta in vantaggio i suoi. Alla prima vera occasione costruita dalla Roma, bravo Badai, qui Nicocelli in pressione alta, quindi si fa vedere Giardini basso, attaccato dall'altro numero 11, lancia in verticale Nicocelli, non si fa scavalcare, rimessa laterale Futsal. Arbitro poi ha qualcosa da dire a Nicocelli e De Michelis, i due non se le stanno sicuramente mandando a dire da inizio gara, bello sicuramente il loro duello. Da Costa batterà lui questa rimessa, battuta corta, l'ultimo tocco
è stato di Schinina, si ricomincia dietro. Lancia in verticale a cercare proprio una sponda di De Michelis, qui spinge sempre su Nicocelli. Rotondola di sostituzioni per la Roma. Nicocelli, lui è rimasto in campo, prova il tunnel, non passa, si accentra De Michelis. Questi primi minuti ci stanno regalando un duello bellissimo tra il numero 8 della Futsal Ternana e il 14 della Roma. Toccato corto da Costa, ancora 1-2 con un compagno, ma trova Bobadilla, prova a distendersi la Roma. Ora Bobadilla, corto alle gare, cercato ancora il numero 9, uno stop difficile, quasi diventa un tiro, risponde il portiere, calcio d'angolo. Attento in questa circostanza Fagotti. Battuto rapidamente, potrebbe esserci ripartenza quindi per il Futsal Ternana. Chiuso da Schinina, l'ultimo tocco secondo il direttore di gara è stato di un giocatore della Roma, esattamente proprio di Schinina, quindi sarà rimessa Futsal Ternana. Battuto rapidamente Giardini, aggredito da Badai, costretto all'errore il numero 11. Schinina tocca con l'esterno, si ricomincia dietro da Gagno. Tutti nella propria metà campo i giocatori della Futsal Ternana, cerca uno spiraglio la Roma con Schinina, la punta con il suo mancino non trova deviazioni e quindi può rimettere il pallone in gioco Fagotti. Lancia in verticale Schinina, ha capito tutto e evita anche la rimessa laterale. Badai, tanti tocchi, attaccato da Giardini, ancora Badai, poi Schinina, buona la triangolazione nello stretto della Roma, si distende bene Badai, il miracolo di Fagotti su Badai. Grande, grandissimo intervento di Fagotti che evita il 2-0, nega la gioia della doppietta Badai. Ma come era uscita bene la Roma nello stretto. Battuto bene da Costa, intercettato, quindi De Michelis prova a far salire i suoi. Ora Giardini 1-2 con Da Costa, buona l'idea di Giardini, impreciso il tocco con il mancino del capitano, si chiariscono i due. Schinina batte rapidamente da Badai, in qualche modo ancora Schinina, quindi si torna da Badai, prova la giocata su Maluk. Giardini, ancora Maluk, sempre con il mancino Giardini, vede il taglio di Maluk, esce molto bene Gagno, poi si prende una licenza di troppo forse Gagno, non rischia e alla fine spazza. Bravo qui Gagno, quasi da libero a intercettare il pallone, poi ha provato qualche dribbling a centrocampo. Possesso Giardini, Maluk lo aspetta al varco Guerini, poi si ricomincia proprio da Fagotti, quindi Maluk 1-2 con Da Costa, rischia di perdere un pallone pericoloso, lo perde e c'è il 2-0 Roma. Guerini si fionda su questo pallone e poi è cinico, ha raddoppiato la Roma. Molto molto bravo qui Guerini a crederci, a pressare su Da Costa, a recuperare questo pallone, poi con il destro questa volta non può farci nulla Fagotti. Ora recupero aggressivo di Schinina, Maluk messo in mezzo, quindi 1-2, ancora Guerini, gira palla Schinina, Bobadilla, ancora Schinina, Rosa
1-2, prova a muovere ancora la difesa Futsal Ternana. Dentro, questa volta bravissimo da Costa. Poi Giardini, deve mettere ordine il capitano Maluk. Ancora Giardini, pallone che forse è uscito, sì, secondo il direttore di gara. Futsal Ternana che dopo un inizio di primi 2-3 minuti giocati sicuramente ad alta intensità, dopo il gol subito da Badai ha un po' abbassato il proprio baricentro, ha concesso alla Roma un giro palla che fin qui è stato sicuramente ben sfruttato dai padroni di casa. Si muove Almadori, riceve, lancia in avanti del 4, spalla alla porta, deve lottare, Schinina recupera, poi finisce a terra. Dolorante Schinina, si rialza, si faccia a sincerare delle condizioni di Schinina Almadori, che poi batterà lui questa rimessa laterale. Almadori, c'è dietro Corpetti, più lontano Maluk, si va da Corpetti, ora Maluk, punta Guerini, Maluk, serie di finta, poi ricomincia e quindi Almadori, 1-2, prova a calciare, possibile ripartenza Roma, 2 contro 1, ancora Guerina, tocco sotto delizioso, palla sul fondo di pochissimo, ha provato la magia, Guerini non gli è riuscita, poi Schinina, ancora Schinina aggressivo, quindi Rosa chiuso e scivolata, ancora Guerini, colpisce probabilmente Schinina, fase molto positiva per la Roma. Qui Schinina quasi involontariamente ha parato il tiro del compagno Maluk in qualche modo, poi Almadori, quindi ora ci prova il Futsal Ternana da sinistra, prova a spostare il pallone, non riesce, Corpetti, Almadori prova da lontano, Gagno, pare fa ripartire i suoi, Bobadilla, ancora tocco in avanti verso Bobadilla, si torna da Guerini che punta, piede caldo oggi per il 10, Nicocelli da lontanissimo, pallone che sibila vicino al palo. Primo time out della gara, risultato di 2-0 per la Roma contro il Futsal Ternana. Possesso proprio per la squadra ospite, Fagotti, ricomincia questo primo tempo, possesso per Maluk, prova a passare su Guerini che ha capito tutto, è intercettato, Maluk ancora dietro da Almadori, quindi Corpetti, rimpallo su Bobadilla, lancio in avanti, facile per Gagno, poi il pallone che scivola dalle mani di Gagno, tutto regolare secondo il direttore di gara. Bobadilla, spalla alla porta, ricomincia da Popa, scarica da Nicocelli, poi parte ignorato, ancora Nicocelli, Guerini, Bobadilla, ancora Bobadilla, Guerini, punta e poi scarica.
Ricomincia da dietro la Roma. Ora Bobadilla, un po' di difficoltà nello stop. Prova a alzare la pressione il Futsal Ternana con Mariani. Lancia in avanti con l'esperienza. Almadori guadagna rimessa laterale. Molto bravo qui il numero 4 del Futsal Ternana. Lancia in avanti verso Mariani. Bravo anche Nicocelli a far sfilare questo pallone. Nicocelli. Guerini. Lo aspetta Mariani. Guerini in qualche modo, poi esce molto bene Corpetti. Possibile ripartenza Futsal chiusa da Nicocelli. Poi qui Fagotti voleva un movimento da parte di Almadori. Movimento che c'è stato solo in un secondo momento. Lancia in avanti ancora. Protegge l'uscita del proprio portiere. Sarà rimessa Roma. Batte proprio il 14 Nicocelli. E in orizzontale da Popa. Popa davanti a sé, trova Zandri. Zandri spara la porta, accompagna Nicocelli. Nicocelli! Risponde ancora presente Fagotti. Gira palla ora Futsal Ternana, prova la giocata che non riesce però ad Almadori. Quindi Maluk prova a alzare il proprio baricentro del Futsal Ternana. Maluk prova a partire, guadagna rimessa laterale. Provato ad autolanciarsi il numero 7. Ancora Maluk dietro da Almadori. Tocco di esterno verso Mariani. E spalla la porta Mariani. Ha il problema di girarsi. Lo fa e poi scarica. Corpetti, quindi Maluk. Ancora Corpetti libero. Si torna da lui. Almadori, Corpetti, 1-2. Ancora Almadori chiuso. Bene da Popa che poi prova a far ripartire Zandri. È finito però il campo. Corpetti. Maluk. Ancora Corpetti. È rientrato intanto De Michelis che riceve. Maluk contro Guerini. Movimento di Almadori, visto. Si mette in mezzo, però De Michelis probabilmente non aveva visto e non gli era stato neanche chiamato il movimento da parte di Almadori. Pallone che sicuramente era per il numero 4. Futsal Ternana che è alla ricerca della prima vittoria in questo campionato. Fin qui 4 sconfitte, 2 pareggi. Possesso ancora Roma, poi fallo. Arriva anche il cartellino giallo per Corpetti. Fallo su Nicocelli. Non è sfuggito al direttore di gara. Badai sistema il pallone. Anche Nicocelli sul punto di battuta. Ne vuole 2 in barriera Fagotti. Dialogano Badai e Nicocelli. La rincorsa di Badai. È uno schema 1-2 Badai. Alto, buono lo schema. Peccato l'esecuzione. Idea valida questa volta, impreciso il destro del numero 11. Poi Maluk in avanti. Bravo ancora una volta Cagna a uscire. Poi pallone che ha toccato il soffitto del pala 2 Live. E quindi possesso Futsal Ternana. Giardini, Maluk. De Michelis. Deve sganciarsi per ricevere qualche pallone giocabile il numero 8. Qui un po' frettoloso. La palla di ritorno verso Da Costa. Popa con tutta la calma del mondo ricomincia dal suo portiere. Gagno. Esce Maluk. Pallone per Nicocelli. 1-2 verso Popa. Ha capito tutto De Michelis. Batte proprio Popa. Si muove Badai. Popa va forte dentro.
esterno della rete. Da Costa, da Giardini, quindi Maluk ora verso il suo numero 8 De Michelis. Da Costa pensa per un attimo alla conclusione, poi torna da De Michelis, prova a girarsi, un po' di spazio murato, bravo Popa a non farlo girare. Maluk, De Michelis deve ricominciare, lo fa da Maluk, quindi Giardini ora spostato a sinistra, va giù sul contrasto con Schinina, scusate, con Bobadilla. Eccolo Schinina che batte verso Badai, ancora Schinina, passaggio in verticale, ha capito tutto però Giardini. Badai da Schinina, Gagnon avanza, ovviamente non viene aggredito il portiere, quindi Schinina, Badai di prima, molto bene, Bobadilla, 3-0 Roma, Bobadilla, il passaggio di Badai freddissimo, il numero 9. Non ha sbagliato. Da lì Bobadilla sta trovando spazi con le sue triangolazioni. La Roma più difficoltà invece per il Futsal Ternana fin qui in questo primo tempo. De Michelis prova a suonare la carica, vada da Costa, finta, si accentra, poi ricomincia. Giardini, non è mai una cattiva idea, ricomincia anche lui, quindi 1-2 con Ogata. De Michelis ha attaccato da Schinina, poi da Costa, questa volta prova a far partire il suo destro, è entrato intanto anche Ogata nel Futsal Ternana, batte lui veloce verso la Costa, 1-2 con De Michelis, stacco, ha capito tutto Schinina. Giardini molto basso, Ogata vicino a lui, De Michelis, un po' di difficoltà nello stop, poi il pallone ancora nella sua disponibilità, malinteso con Ogata, provano a far girare palla i giocatori del Futsal Ternana, fin qui non stanno riuscendo a trovare i giusti spazi tra le maglie dei giocatori della Roma. Bobadilla allarga, alza ancora la pressione Giardini, fallo secondo il direttore di gara, no, il pallone era uscito nel contrasto tra Rosa e Giardini, pallone che era già uscito. Si attende l'ok che arriva ora, quindi Ogata batte corto, si fa vedere De Michelis, riceve Giardini, attaccato da Bobadilla, bravo Giardini, poi da Costa spinto da Schinina, spinta molto evidente da parte del numero 8, battuto rapido ma da una posizione non corretta, quindi Giardini, movimento di Ogata, si torna da Costa, De Michelis defilato, ancora Giardini, aggredito Giardini, rischia di perdere un pallone pericoloso e alla fine lo perde. Schinina allarga tutto, trova bene Badai, questa volta a destra, poi Rosa, manca lo stop di questo pallone, il numero 6. Da Costa, Ogata, manca un riferimento offensivo in questo momento per il Futsal Ternana, tanti movimenti da parte di De Michelis,
Qui Ogata si accentra, rischia di perdere il pallone, lo perde anche lui. Poi De Michelis si impegna. Schinina, Badai, punta da Costa, Badai, la porta sul mancino, Badai fino in fondo, bravissimo da Costa. Poi Ogata l'aveva lasciato un'altra volta nella disponibilità di Badai. Bravo però da Costa poco fa a fermare l'avanzata di Badai. Batte proprio lui verso Schinina, forte, trova la risposta di Fagotti. Ancora calcio d'angolo, sempre Badai, pallone che arriva a Gagno. De Michelis il più avanzato dei suoi. Schinina, Badai, quindi Schinina trova ancora uno spazio sulla sinistra la Roma, poi possibile ripartenza per il Futsal Ternana, ha capito tutto Badai, Badai 2 contro 2, c'è Schinina, Badai lo ignora, Badai fino in fondo, ancora una volta Fagotti. Ennesimo intervento importante del portiere del Futsal Ternana in questo primo tempo. Badai, Schinina, 1-2 con Badai, chiuso, ha capito tutto molto bene però Giardini, quindi Ogata, movimento ancora Giardini, torna Badai, palla verso Da Costa, 3-1, prova ad accorciare il Futsal Ternana, lo fa con il suo numero 3, Da Costa. Bene la ripartenza del Futsal Ternana, sviluppata da tutto, parte da un recupero palla di Giardini. Lo stesso Giardini poi va a rifinire con quest'assist verso Da Costa. Da Costa da lì è freddo. Gagno, Schinina, tocco in qualche modo di Zandri, ma possesso ancora Futsal Ternana. C'è un movimento da parte di Ogata, visto servito lo stop di Ogata, pallone rimane un po' dietro, tanti tocchi da parte di Ogata, poi arriva Zandri con il fisico, difende e ricomincia. Guerini, quindi Zandri, ora Futsal Ternana aggredisce alto, alza decisamente il proprio baricentro quando mancano 3 minuti effettivi alla fine di questo primo tempo. Rosa ricomincia. Da Costa prima a cercare di dar fastidio, qui Rosa rischia, si allunga un po' il pallone, poi Guerini deve impegnarsi, difende, l'ultimo tocco al suolo, la giocata di Guerini nello stretto che passa, la scivolata ottima di Negoita, poi pallone troppo lungo verso Zandri, buonissima davvero la scivolata di Negoita in fase difensiva a fermare l'avanzata di Guerini. Batterà proprio Zandri, mette giù, tocca verso Popa, battuto rapidamente questa rimessa laterale, possesso Fagotti, corto, c'è Da Costa, si va da lui, Maluk, quindi Corpetti attaccato da Popa, rischia, poi Da Costa mette una pezza, quindi Maluk, ancora Guerini a non farlo respirare. Negoita ricomincia, Da Costa, c'è Corpetti, eccolo qui, 1-2 con Da Costa, cercato Negoita, pallone troppo lungo, ha fatto buona guardia Nicocelli. Possesso Roma, Gagno, conduzione, poi Nicocelli finta, si va da Guerini, pensa per un attimo anche alla conclusione, finta, tanti tocchi del numero 10, Nicocelli ancora verso Zandri, spalle alla porta, Negoita prova a alzare la pressione, l'errore da parte di Nicocelli, quindi Da Costa in avanti a cercare Negoita, prova la giocata al numero 9, Nicocelli non glielo permette, Zandri ricomincia saggiamente, lo fa verso Popa che punta Maluk, Popa porta sul destro, si allunga troppo il pallone, poi Maluk
Possibile ripartenza, 3 contro 3 per il Futsal Ternana. Maluk allarga verso Negoita che si allunga troppo il pallone col primo stop, è uscito e ha parato Gagno. Stop infelice del numero 9. Era un possibile break portato e creato da Maluk. Proprio il numero 7 la battuta di questo calcio d'angolo. Tocca dietro Maluk, quindi verso Da Costa, murato da Nicocelli. Corpetti, Maluk, finta di corpo Maluk, poi ancora ricomincia da Costa. Finisce qui il primo tempo tra Roma Calcio 5 e Futsal Ternana, 3-1 per i padroni di casa. Breve pausa, poi ci ritroviamo qui per il secondo tempo. ...51 secondi al termine. Possesso Roma. Spalla alla porta Bobadilla. Schinina. Quindi Guerini, ancora Schinina, Bobadilla. Tenuto a debita distanza da Corpetti. Schinina. 25 secondi al termine. Segnalazione da parte dell'arbitro per questo retropassaggio. Mattonella molto interessante per i battitori del Futsal Ternana. Da Costa e Giardini, sempre loro. 3 in barriera per la Roma, diventano ovviamente 4 con Gagno. Va molto forte Da Costa, non trova lo specchio della porta. Guerini, una delle ultime azioni, se non l'ultima di questo primo tempo. Lancia in avanti, deve metterla giù Da Costa, non lo fa, prova a farlo Schinina, quindi Guerini finisce il campo. 11 secondi per cercare di accorciare le distanze per il Futsal Ternana, per andare invece a riposo avanti di 2 per la Roma. Battuto corto Da Costa, murato ancora da Guerini. Fa rettificare la posizione della barriera del direttore di gara. Da Costa, tacco, Giardini col mancino forte, poi con la mano, palo e poi la mano di Gagno, calcio d'angolo. Che occasione a 5 secondi dalla fine del primo tempo. Giardini batte lui dietro verso Da Costa, forte, murato. Ancora possesso Futsal Ternana, sponda dietro in qualche modo Giardini, murato ancora da Nicocelli.
che poi esulta come se avesse segnato. Da Costa forte dentro, Gagno in qualche modo la trattiene e ora sì, arriva il suono della sirena. Finisce qui il primo tempo tra Roma e Futsal Ternana, 3-1 per i padroni di casa. Breve pausa e poi ci ritroviamo qui.
Ben ritrovati per il secondo tempo tra Roma Calcio a 5 e Futsal Ternana. Primo pallone mosso dai padroni di casa. Badai torna dietro direttamente da Gagno. Nicocelli, verticale ancora Nicocelli, cerca un movimento, trova l'opposizione di Da Costa. Batte proprio Badai. Lombardino chiede palla, finta di Nicocelli, quindi Gagno. Eccolo Lombardino, aggredito alto da Giardini. Lombardini tiene palla, poi colpo di tacco incomprensibile sinceramente, il numero 17. Quindi possesso Futsal Ternana. Giardini da Costa. Nicocelli in pressione alta, si fa vedere e riceve Corpetti, morbido a cercare un compagno, a trovare Gagno. Nicocelli, verticale, spara alla porta, sovrapposizione da parte di Lombardino, il destro molto forte da parte di Bobadilla. Prima occasione in questo secondo tempo. Lancino avanti, riceve De Michelis, molto tempo De Michelis, che recupero ha fatto Bobadilla. Ci ha messo un po' qui De Michelis a ragionare e decidere cosa fare. È tornato su di lui forte Bobadilla, poi più lontano possibile Nicocelli. Prova a uscire ancora Futsal Ternana. De Michelis spalla alla porta con il mancino, risponde presente Gagno. Poi hanno qualcosa da dirsi il direttore di gara e Nicocelli, si chiariscono. Calcio d'angolo Futsal Ternana. Da Costa ultimo uomo, visto lo stop di Da Costa, lasciare lì Badai. Da Costa incrocia, non trova però lo specchio della porta, quindi lancia in avanti di Gagno verso Lombardino, troppo lungo, non riesce ad arrivare su questo pallone il numero 17. Possesso Futsal Ternana, 2 gol da dover recuperare per la squadra ospite se vogliono trovare quantomeno il pareggio in questa trasferta. Lombardino alto l'aggressione, concede la rimessa. Da Costa, vicino a sé Corpetti. Giardini si accentra, quindi ancora Giardini, ha capito tutto Badai, che poi però finisce giù. Bobadilla mette il pallone fuori, Badai probabilmente torsione della caviglia nel momento in cui ha intercettato questo pallone, ha messo male il piede. Si rialza dolorante Badai, distorsione alla caviglia, sembra però poter continuare il numero 11. Oggi Badai è colui che ha sbloccato questa partita nel corso del primo tempo. Lombardino, verticale, sovrapposizione proprio di Lombardino, visto ignorato. Bobadilla, sempre spalle alla porta, tanto lavoro da parte del 9, spalle alla porta. Badai prova la giocata, lascia lì Giardini, Badai non riesce poi a far male a Fagotti. Ancora Badai, batte rapidamente Bobadilla, corto verso Lombardino. Giardini, possibile 3 contro 2 Futsal. Giardini, De Michelis con la punta, Murato, ancora Giardini col mancino, ha toccato con la manona Gagno. Doppia grande occasione per Futsal Ternana, prima De Michelis, poi Giardini, battuto corto, Giardini ancora Gagno, poi sotto porta Da Costa, non trova lo specchio della porta. Gagno in avanti verso Bobadilla, deve uscire con il pugno Fagotti, ancora Da Costa con la punta Da Costa.
buon ritmo in questo inizio di secondo tempo. Guerini in avanti, questa volta impreciso. Da Costa in verticale, De Micheli deve girarsi su Nicocelli, passa da De Michelis, fallo proprio di Nicocelli su De Michelis, arriva il cartellino giallo per il 14 della Roma, calcio di rigore. Scuote la testa Nicocelli, non ci sta per questa decisione arbitrale. Ora si chiarisce anche con De Michelis. La rincorsa di Da Costa. Da Costa contro Gagno. La rincorsa di Da Costa, forte e centrale, non può far nulla Gagno. Ora sì, partita riaperta, 3-2 per la Roma, ma la Futsal Ternana è sicuramente vivissima. Non ha sbagliato Da Costa, freddissimo. Schinina ricomincia da Gagno, quindi ancora da Badai. Schinina ha capito tutto Corpetti, poi tocco di esterno verso De Michelis, malinteso con il proprio numero 8. Futsal Ternana che sembra essere rientrata in campo con un piglio differente. Sicuramente ora questo gol è anche una bella scossa di fiducia, una bella carica per i ragazzi in maglia nera oggi. De Michelis prova a lottare, passa in qualche modo su Schinina, ancora De Michelis rimane in piedi, poi va giù, lamentava una spinta, non secondo il direttore di gara, si va subito dall'altra parte. Lombardino non passa neanche lui, la chiusura, e quindi Giardini, ritmo frenetico in questa fase. Giardini, Maluk prova a mettere calma e ordine. Giardini forte dentro, tocca Schinina. Ancora possesso Futsal Ternana, che bei 4 minuti sono stati questi primi in questo secondo tempo. Angolo Futsal Ternana, battuto dietro De Michelis col mancino murato da Zandri. Batterà ancora Corpetti. Sistema il pallone, poi dietro da Giardini, molto forte, chiede una deviazione che c'è secondo il direttore di gara, quindi ennesimo calcio d'angolo per Futsal Ternana. Va ancora Corpetti, movimento da parte dei compagni, attento Lombardino che chiude. Battuta dietro verso De Michelis, chiede un'ennesima deviazione, questa volta non c'è. Quindi Gagno gioca corto da Guerini. Lombardino attaccato da Maluk, finisce giù Guerini, nulla secondo il direttore di gara, quindi Schinina col mancino alto, troppo alto, tocca il soffitto del Palatu Live, quindi possesso Futsal Ternana. Si fa vedere Corpetti, ha ricevuto ancora Giardini, Maluk popa su di lui, non lo fa girare, poi Schinina molto bravo qui a lasciar scorrere questo pallone. Gagno da Popa, Guerini. Ora agisce un po' più basso il numero 10 della Roma Calcio 5
prova ad accendersi proprio Guerini, ne salta uno, ne salta due, si allunga troppo il pallone, quindi Maluk. Popa per evitare una possibile ripartenza futsal Ternana. Corpetti in avanti, colpisce Popa, poi solo per un attimo Rosa. Ancora Corpetti. Maluk. Tocco di esterno a cercare proprio Maluk, che in qualche modo passa su Rosa, la tiene in campo. Maluk. Poi trova Popa. Prova a mandare Guerini, giocata su Da Costa, finisce il campo. Possesso palla futsal Ternana, quindi Corpetti. Maluk aspetta e Popa lo aggredisce. Ancora Maluk. Movimento senza palla da parte dei suoi compagni. Si va da Costa, quindi ora Mariani e Da Costa. Tocco di esterno, poi l'ultimo tocco è stato di Guerini. Andrà Maluk. Ennesimo angolo per il futsal Ternana. Maluk contro Guerini. Fallo di Maluk, ammonito. Pestone rifilato a Guerini. Arriva il cartellino giallo per il numero 7. Poi si chiariscono con Guerini proprio sotto gli occhi del direttore di gara. Popa. Gagno. E quindi Popa, attaccato da Maluk. Ricomincia da Rosa. Si sbraccia Schinina, riceve Guerini, serie di finte. Schinina. Popa. Lo va a prendere alto Corpetti. Schinina. Ora Roma prova a far girare palla, ma futsal Ternana che alza la pressione, alza il baricentro e infatti costringe all'errore Schinina. Ancora Corpetti, alza questo pallone. Schinina duello con Mariani, vince il lotto della Roma, poi va giù. Nulla secondo il direttore di gara, quindi è scoperta la Roma. Da Costa per la tripletta, murato da Gagno. Bella l'uscita del portiere. Grandissima occasione per Da Costa, che qui infatti si dispera. Aveva perso il pallone Schinina in uscita, lamentando anche una spinta su di lui. Ha fatto giocare il direttore di gara. Poi occasione per Da Costa. Corpetti aspetta l'ok da parte del direttore di gara, poi va forte. Facile così per Gagno. Popa. Schinina. Guerini. Prova la giocata nello stretto, poi va giù. Troppo debole il contatto tra Guerini e Corpetti per essere sanzionato. Maluk. Ancora Corpetti, quindi Da Costa. Ancora da Maluk. Schinina ha capito tutto, ma non ha trovato un compagno. Da Costa. Alto Guerini, rischia come nel primo tempo in occasione proprio del gol di Guerini. Anche in quella circostanza pallone fatale perso da Costa, che poi però diciamo si è fatto perdonare con una doppietta. Rosa attaccato, poi l'ultimo tocco è il suo. Da Costa, morbido, cercare la lotta di De Michelis. Guerini, frettoloso il numero 10. Bobadilla infatti lo invita alla calma, a far girare maggiormente questo pallone. Maluk. Fagotti, ma è finito giù De Michelis, che poi lamenta
in maniera forse troppo vistosa. Infatti si prende il richiamo. Voleva un fallo di Schinina De Michelis in questa circostanza, quindi Gagnon. È rientrato Badai e tocca verso Schinina. Pallone forte di Schinina. Bobadilla rischia di perdere un brutto pallone. Ripartenza da Costa, finisce giù. Fallo da parte di Bobadilla. Impedisce la ripartenza di Da Costa in maniera vistosa. Roma calcio che dopo il secondo gol del Futsal Ternana sembra aver perso un po' di sicurezza. Scuote la testa infatti Bobadilla. Da Costa, Giardini, Baluk, Guerini, aggressivo il numero 10, Baluk rischia, poi tocca da De Michelis, Guerini recupera anche questo pallone, Guerini e poi il miracolo di Fagotti. Ha avuto l'occasione buona sul destro Guerini. Quasi come in occasione del suo gol nel primo tempo, ha recuperato palla aggressivo, poi cross in mezzo, ha capito tutto De Michelis. Bobadilla per non farlo ripartire. Riparte comunque il Futsal Ternana. Giardini, ha capito tutto Badai, quindi ancora Badai contro Giardini, duello tra numero 11, deve uscire Fagotti. Voleva una trattenuta forse Badai, poi ha preso un colpo Fagotti in uscita bassa. Bello il duello tra i due numero 11, Badai e Giardini. 12-10 alla fine di questo Roma calcio a 5 Futsal Ternana. Badai ricomincia dietro dal suo portiere Schinina. Ancora il numero 8, gira palla verso Badai, lo aspetta De Michelis. Badai sul mancino, poi chiude gli occhi e calcia forte. Fagotti corto da Baluk. Da Costa, ancora aggressiva la Roma, tornata ad alzare il proprio baricentro la squadra locale. Fagotti nel vuoto, il rilancio del numero 10 della squadra ospite. Badai tocca corto al proprio portiere. Schinina. Roma che, come detto, prova a riprendersi un po' di campo con Schinina, con il giro palla tra i propri giocatori. Badai da Bobadilla, quindi Lombardino prova a passare su Giardini. Giardini è bravo a non permettergli la giocata, visibilmente zoppicante Fagotti, probabilmente dopo l'uscita bassa di qualche minuto fa. Fagotti in avanti con le mani verso De Michelis di testa, ha colpito probabilmente la traversa De Michelis. Bella la torsione di testa. Badai, Lombardino, ancora Badai a spazzare più lontano possibile. In avanti ancora De Michelis contro Schinina. Bello il duello, vede la sovrapposizione del compagno Almadori, murato, poi pallone che è uscito. Va proprio Almadori, tocca corto da Costa, Giardini e quindi Almadori nel vuoto. Si aspettava un movimento diverso da parte di De Michelis, ma inteso tra i due. Badai da Lombardino, Da Costa è più avanzato insieme ad Almadori, quindi ancora Badai, tocco verso Gagnon.
finta il rilancio lungo, poi verticale da Bobadilla che finisce giù, vorrebbe un fallo il numero 9, non c'è, secondo il direttore di gara, mette il pallone fuori De Michelis. Bello il gesto ovviamente del numero 8. Ha preso un colpo Bobadilla. Lombardino restituirà probabilmente lui palla alla squadra ospite. È così. Fagotti, Almadori, Giardini poi qui non riesce a trovare un compagno. Badai, Nicocelli, Badai, Gagno, largo Lombardino, eccolo qui, servito. De Michelis il più avanzato dei suoi insieme a Da Costa, prova a far tutto da solo Nicocelli, poi va giù, fallo di Giardini, no, ammonizione per Nicocelli per simulazione, era già ammonito, rosso per il numero 14 della Roma, secondo cartellino giallo della sua gara, questo per simulazione. Non ci sta il numero 14 della Roma calcio a 5. Prima ammonizione l'aveva presa nel corso di questo secondo tempo per il fallo su De Michelis, che poi effettivamente è costato il calcio di rigore con il quale Da Costa ha trovato il secondo gol. Ora la simulazione secondo il direttore di gara da parte di Nicocelli e quindi un uomo in meno per la Roma calcio a 5 quando mancano 9 minuti e 58 secondi alla fine di questa partita. Corpetti, tocca corto, Giardini, ora ovviamente tutti dietro i giocatori della Roma. Giardini, tocca verso Corpetti, torna largo da Costa, provano a far girare palla scusate, per cercare un movimento, un po' di spazio, avendo in questo momento l'uomo in più, quindi De Michelis. Giardini prende un colpo da Schinina, protesta da parte della panchina della Roma. Schinina fa ampi cenni della simulazione da parte di Giardini che però rimane a terra dolorante, deve entrare lo staff medico. Non è stata molto chiara la decisione arbitrale in questa circostanza. Badai sembra mettere giù il pallone, quindi probabilmente ha valutato tutto regolare il contrasto tra Schinina e ovviamente Giardini. Giardini che però zoppica ancora vistosamente a bordo campo, restituisce poi il pallone Badai. Quindi Corpetti, ancora in zona centrale Corpetti, un po' di spazio, ancora il 5, scivola Badai, un corridoio per Da Costa, ancora Gagno a dire di no. Da Costa tocca corso verso Corpetti, De Michelis finta, cerca ancora Corpetti, ha capito tutto Badai nello stretto, elegante il numero 11, ancora Badai, grande giocata del numero 11, poi in avanti Schinina, un po' frettoloso ma non potrebbe essere altrimenti, un uomo in meno, ricordiamo, per la Roma calcio a 5 per l'espulsione di pochissimi minuti fa di Nicocelli.
Da Costa, De Michelis, murato da Rosa, in rimessa laterale, ancora all'8 della Ternana. Corpetti, gira palla, ancora Corpetti, morbido il pallone verso De Michelis, che probabilmente non riesce a impattare il pallone. Lancia in avanti, ha capito tutto, però Fagotti che fa ripartire Da Costa, 3 contro 3, Da Costa, impreciso il 3. Gagno, rilancio lungo, intercettato però prima che potesse arrivare a Badai. Poi Da Costa lamenta probabilmente un fallo, ancora Maluk, tanti tocchi, Corpetti, Maluk contro Schinin, si accentra Maluk, non passa questo pallone, quindi ancora Schinin, cercare di portarlo più lontano possibile. Maluk ha capito tutto, Maluk col destro, murato da Badai. Momento cruciale di questa ottava giornata del girone B del campionato A2 Elite di calcio a 5. Futsal Ternana sotto di un uomo, ma sotto di un gol, scusate, ma sopra di un uomo. Quindi giro palla Maluk, ancora verso De Michelis, tiene a debita distanza Schinina. Maluk, ancora Badai alto, lancia in avanti a cercare De Michelis, con l'esperienza Schinina lo sbilancia. Lancia in avanti, stop volante di Bobadilla, spalla alla porta, è anche isolato, calcia murato, l'ultimo tocco è stato proprio il suo. Corpetti, Da Costa, Maluk. Torna in parità numerica la Roma calcio a 5, poi qui finisce a terra Da Costa, tutto regolare secondo il direttore di gara. Ancora Maluk, serie di finte contro Bobadai. Maluk ricomincia dietro, Da Costa, finta la conclusione, poi trova De Michelis, prova a girarsi, non riesce Guerini, possibile ripartenza 2 contro 1, Guerini, la finta di Guerini sul Corpetti e poi ancora Corpetti che si stende e mura. Esulta il numero 5, bravissimo in questa circostanza. Un 2 contro 1 poteva rivelarsi fatali. Bobadilla si gira, finisce giù, fallo da parte di De Michelis. La panchina della Roma ovviamente vorrebbe un provvedimento disciplinare per De Michelis. Pestone ai danni di Bobadilla.
Arrivano gli applausi per Bobadilla da parte del suo pubblico. Esce anche lui zoppicante. La mette giù con cura Schinina. Poi dialogo con Badai. Parlano ancora i due. Ne vuole due in barriera Fagotti. Badai o Schinina? Lascia Badai a Schinina, forte. Non trova però lo specchio della porta. Corpetti. Ora in avanti. Cercare Mariani, chiuso Badai, recupera un ennesimo pallone della sua partita. Quindi Gagnò. Schinina, un po' di campo. Bravissimo Giardini a chiudere. Batterà l'11. Guerini sul secondo. Popa fuori. Si va proprio dal 19. Popa forte. La risposta di Fagotti. Quindi possibile ripartenza Futsal Ternana con Da Costa. Siamo già dall'altro lato del campo. Corpetti. Da Costa. Popa lo aspetta. Tunnel ai danni di Popa. 1-2. Mariani poi chiudono 1-2 praticamente con se stesso. Giardini finisce giù. Vorrebbe una deviazione. Deviazione che c'è. Si è preso qualche secondo il direttore di gara per decidere. Alla fine ha deciso. Ennesimo angolo per la squadra ospite. Lo batte sempre Corpetti. Si muove Da Costa, si muove anche Mariani, visto quest'ultimo. Si torna in qualche modo da Corpetti. Poi Mariani nello stretto. Guerini aggressivo. Possesso ancora Futsal Ternana. Giardini in orizzontale. Tocchi di Da Costa, ancora Giardini. Dialogano i due. Cercano un po' di spazio ora. Giardini. Corpetti in avanti. Mariani in qualche modo era riuscito a sbilanciare Schinina. Non è riuscito però a stopparlo questo pallone. Poi Schinina vuole un tocco di mano. Non c'è secondo il direttore di gara. Da Costa. Da Costa fino in fondo. Mura proprio Schinina. Mariani non ha nessun movimento da parte dei compagni, quindi prova a concludere. Trova una deviazione. Time out chiamato dalla panchina. Il primo di questo secondo tempo. Si può riprendere con la battuta da parte di Corpetti, che mette giù Da Costa, il più arretrato dei suoi, Mariani e Maluk in aria. Però l'arbitro prima ha qualcosa da dire alla panchina della Roma. Si può riprendere ora. Corpetti dietro da Costa, molto forte. Colpisce il tallone di Badai. Maluk dietro da Costa. Aspetta Badai, ancora Maluk, ha portato fuori da Popa.
in avanti. Pallone difficilissimo questo per Mariani. Popa, tocca corto da Rosa. Guerini, ancora Popa e quindi Rosa. Popa, 5 minuti alla fine. Guerini, Bobadilla, movimento da parte di Popa, ancora Guerini, pallone che non passa, poi in un secondo momento sì, ma impreciso il passaggio verso Rosa, c'è stata una deviazione, batte proprio il numero 6 della Roma, ancora Guerini, danza su questo pallone, punta da Costa, poi passaggio infelice verso Bobadilla. Fagotti, sicuramente oggi è uno dei protagonisti del futsal Ternana, tante parate soprattutto nel corso del primo tempo, fin qui decisive. Bobadilla, spalla alla porta, ancora Bobadilla, Popa, Bobadilla e quindi Guerini. Rosa tocca in avanti, ha capito tutto Maluk, ricomincia dal proprio portiere, Fagotti in avanti a cercare De Michelis, prova la sponda, arriva il fischio dell'arbitro però che interrompe l'azione di De Michelis. Guerini, passaggio incomprensibile del 10, quindi a 4 minuti dalla fine il futsal Ternana ovviamente gioca con il portiere di movimento, non potrebbe essere altrimenti un gol da recuperare, quindi Corpetti tra le linee di Michelis, trova lo spazio, vince il rimpallo, pallone ancora dietro, Maluk, stop, poi destro murato, sotto porta, la parata in qualche modo, poi arriva Maluk, il pallone non è entrato, incredibile occasione per il futsal Ternana, doppia occasione sulla linea di porta, poi Maluk, come ha fatto a non entrare quel pallone, la giocata di De Michelis ancora deve uscire, Gagno bravissimo a far sfilare, dicevamo come ha fatto a non entrare quel pallone pochi istanti fa sulla linea di porta, Gagno ha fatto un miracolo. Ora Badai prova la giocata, Maluk ha capito tutto, quindi De Michelis porta avanti palla, ancora da Maluk, da Costa, rallenta, Corpetti, da Giardini, poco fa proprio lui l'occasione più grossa forse di questo secondo tempo per trovare il gol del pareggio, poi Maluk, ancora da Costa, Maluk, Corpetti, Maluk vuole un movimento da parte di Giardini che non arriva, Corpetti, tutti dietro i giocatori della Roma, Maluk si prende un rischio, la porta sguarnita, Badai non trova lo specchio della porta, in caduta il numero 11, Corpetti, porta palla al numero 5, finisce giù De Michelis, voleva un fallo di Schinina su lui, poi Giardini ancora Schinina, difende, non permette l'avanzata di Giardini, poi Gagno, ancora Badai salta all'ultimo, Corpetti, grande intervento del numero 5, al secondo grande intervento da parte di Corpetti, che ancora una volta è stato decisivo. Arriva intanto un'espulsione per la panchina della Roma.
Popa la battuta di questa rimessa laterale. Altre sostituzioni volanti nelle file della Roma. Tocco dietro, De Michelis alza la pressione, è un po' isolata però la pressione del numero 8. Schienina tra le linee, ancora Popa, Maluk per non farlo girare, in qualche modo il pallone passa, poi Bobadilla non riesce, data l'ottima chiusura ancora di Corpetti, sicuramente uno dei migliori tra le file della propria squadra, il numero 5. Finisce ancora giù Popa contro De Michelis. Schienina, vada Popa, Maluk messo in mezzo e saltato, poi Popa ricomincia, non forza la Roma, ora forza leggermente Schienina e perde palla. De Michelis dietro, tocco verso Corpetti, vada Giardini, Giardini pallone non facile, deve difenderlo, attaccato da Bobadilla, non perde il pallone quindi Corpetti, ancora da Costa, prova un tacco delizioso. Corpetti, largo, Maluk, ancora Corpetti, Giardini deve mettere giù un altro pallone non facile, lo fa De Michelis, ha parato Cagno a 1 minuto dalla fine della partita. Maluk, tocco dietro verso Corpetti, quindi Giardini, ancora Corpetti, ha capito tutto Rosa, poi non riesce però a calciare, quindi Corpetti, ultimo uomo della sua squadra, invita alla calma mister Pellegrini. Maluk, fischi da parte anche dei sostenitori locali. Maluk gira palla, ora futsal Ternana, da Costa, 36 secondi al termine. Corpetti ancora da Maluk, molto forte dentro Giardini, la comoda per De Michelis, De Michelis, il gol del pareggio, rimonta completata, il pareggio futsal Ternana 3-3. Il pareggio del numero 8. La Roma negli ultimi minuti si era schiacciata troppo. Secondo time out di questo secondo tempo, a 29 secondi dal termine di questa partita. Schienina muoverà lui, ora con il portiere di movimento ci gioca la Roma. Schienina tocca da Badai, Schienina, ancora Badai, gira palla da Guerini, 14 secondi, Badai, Popa, movimento di Bobadilla, qui il mancino di Schienina, impreciso, è scoperta però la porta della Roma, la mette giù da Costa, pallone che però è uscito, si dispera il numero 3 in maglia nera, 6:47 alla fine. Batterà Schienina,
Tocco corto, Guerini, Badai, movimento di schinina, un secondo, calcia Guerini sul fondo, può bastare così. 3-3 tra Roma e Futsal Ternana, da 3-0 Roma a 3-3, una partita incredibile. Secondo pareggio di fila per la Roma, terzo pareggio in assoluto per il Futsal Ternana. Un saluto da Riccardo Morbelli, grazie per essere stati in nostra compagnia, un augurio di una buona serata a tutti.